Continuano le indagini per la ricostruzione della tragedia di Ravanusa con un'esplosione che è costata la vita a 9 persone. Gli inquirenti stanno visionando le riprese di una telecamera di sorveglianza che si possono vedere in questo video e domani torneranno sul luogo del disastro per ulteriori incontri e sopralluoghi. Le immagini, come vedete, mostrano delle scene incredibili con l'esplosione e il boato che travolgono un'auto di passaggio con a bordo 2 donne miracolosamente illese e che fuggono terrorizzate. Nel video risalente il giorno della tragedia, lo scorso 11 dicembre, in una parallela di via Trilussa, si vedono i fari dell'auto, poi l'esplosione e il boato, passa qualche secondo e si vedono quindi 2 donne scendere dall'auto, lasciare gli sportelli aperti e fuggire via miracolosamente illese ma ovviamente terrorizzate, con la parte posteriore dell'auto completamente distrutta. Cominceranno infatti domani, martedì, a opera del collegio peritale coordinato dal procuratore aggiunto Salvatore Vella, le operazioni di scavo, di campionamento di terre di scavo, analisi visive e strumentali nell'area rossa di via Trilussa a Ravanusa, dove lo scorso 11 dicembre hanno perso la vita appunto anche come il piccolo Samuele, che è rimasto nel grembo della mamma, 9 persone. Agli atti dell'inchiesta della procura, alle immagini delle telecamere che avete visto, il pool sta conducendo un'inchiesta coordinata dal procuratore Luigi Patronaggio e dall'aggiunto Salvatore Vella, composto dai PM Varazzi e Bisso, e ha fatto notificare nei giorni scorsi dai carabinieri ai vertici regionali e nazionali di Italgas un avviso di accertamenti tecnici irripetibili, dovendo eseguire accertamenti sui luoghi del disastro in contraddittorio tra le parti a tutela degli stessi 10 indagati. Si è proceduto alla notifica dell'atto che gli consentirà di partecipare all'operazione con tutte le garanzie del caso e facendosi assistere anche da un difensore e da propri consulenti di parte. A confermare gli indagati, dirigenti e tecnici della società Italgas sono 10. Era già stata la procura che ha precisato che gli avvisi sono stati notificati unicamente a garanzia dei possibili indagati. Intanto anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso di fine anno ha citato la lettera che il professore Pietro Carmina, docente filosofia e storia, aveva scritto ai suoi studenti prima di andare in pensione nel 2018 dopo 43 anni di servizio. Vorrei ricordare la commovente lettera del professor Pietro Carmina, vittima del recente drammatico crollo di Ravanusa. Professore di filosofia e storia, andando in pensione 2 anni fa, aveva scritto ai suoi studenti: usate le parole che vi ho insegnato per difendervi e per difendere chi quelle parole non le ha. Non siate spettatori, ma protagonisti della storia che vivete oggi. Infilatevi dentro, sporcatevi le mani, mordetela la vita. Non adattatevi, impegnatevi, non rinunciate mai a perseguire le vostre mete, anche le più ambiziose. Caricatevi sulle spalle chi non ce la fa. Voi non siete il futuro, siete il presente. Vi prego, non siate mai indifferenti, non abbiate paura di rischiare per non sbagliare. Faccio mie, con rispetto, queste parole di esortazione così efficaci, che manifestano anche la dedizione dei nostri docenti al loro compito educativo. Intanto un altro milione di euro arriva dalla regione siciliana. Un'altra conferma dell'impegno fattivo e della sincera vicinanza del presidente Musumeci della regione siciliana a sostegno di Ravanusa. A dichiararlo è l'onorevole Giussi Savarino a seguito della notizia dello stanziamento di un'ulteriore somma. Ringrazio il presidente Musumeci, continua la Savarino, e la faccio in veste di ravanusana e amica del deputato per avere mantenuto alta l'attenzione sulla mia comunità colpita dal dramma di un'esplosione che ha causato 9 vittime e rese sfollate diverse famiglie. Savarino conclude: attendo con fiducia, avendo tutti i miei contatti al Parlamento nazionale, affinché anche il governo centrale presti la dovuta attenzione in termini di risorse da destinare a Ravanusa, specie dopo la dichiarazione di crisi e di emergenza nazionale dichiarata dal governo.